È rimasto ferito mettendosi alla guida ubriaco dell'auto della compagna e andando a sbattere contro un albero nel viale all'uscita di casa. Ma i poliziotti della stradale di Castelfranco, intervenuti martedì sera in via Piave a Salettuol di Maserata per quello che sembrava un banale incidente, hanno scoperto che c'era dell'altro. L'uomo, un 51enne brasiliano, ha compiuto quel gesto volontariamente, con quale intento rimane da capire. Prima di farlo ha portato via le chiavi dell'auto della convivente quarantenne, chiudendo poi in casa lei e la figlia di appena 10 anni, e per questo è stato arrestato per sequestro di persona e rapina e portato in carcere. La compagna accetta di dire poche parole senza farsi riprendere. In quel momento lui ha chiuso la porta a chiave solo per uscire, perché voleva fare qualcosa, ma non perché mi teneva a casa segregata, non è vero quello no. All'uomo vengono attribuiti anche maltrattamenti e lesioni per dei precedenti risalenti a 5 anni fa e la cinghiata che domenica ha inferto al braccio della donna ancora tumefatto. La compagna ha accettato di denunciarlo, l'alcol dice la causa principale di quello che è successo, non c'era stato quella sera nessun litigio. Alterato sì, ma non che hanno litigato. Non abbiamo litigato quei giorni lì, non so proprio cosa è capitato. Adesso vediamo come va. Cosa ti auguri? Il bene per me e il bene per lui. Speriamo bene. Sia lui che la compagna lavorano nell'azienda agricola dove abitano con la figlia. Il 51enne è uscito di cella e si trova ora agli arresti domiciliari a Treviso a casa della madre.